Allora, siamo con 3 pezzi da 90 del Telea Medical Sandrigo, con 2 ormai ex. Io direi di dar subito la parola intanto al capitano, a Marco Poletto. Stasera uno striscione, non parliamo della partita perché tanto il risultato questa sera contava poco, conta più il saluto che avete voluto dare a questa serie. Striscione del Sandrigo, degli Ultras, cambia la categoria ma non la mentalità. Intanto volevo partire con un ringraziamento al nostro mister Juan Fariza per tutto quello che ha fatto quest'anno per noi e comunque è stato prezioso per averci risollevato. Poi le cose sono andate come sono andate, lo sappiamo tutti, però devo veramente fare un ringraziamento a lui perché ci ha dato il cuore, anima e tutto ed è riuscito a rialzarci. Poi va bene, le cose sono andate come sono andate, però ci tenevo a ringraziarlo. Ringraziare i tifosi che sono sempre i migliori e ringraziare questi due ragazzi perché sono fenomenali, sono due campioni sia in campo che fuori, mi hanno dato tanto quest'anno, Mattia Ghirardello anche l'anno scorso, perciò devo solo ringraziarli per tutto quello che mi hanno trasmesso e veramente un grazie infinito. Per quanto riguarda la tua domanda, sì, l'anno prossimo ripartiamo con un nuovo progetto con tanti giovani e l'obiettivo è far crescere comunque tanto il settore giovanile e far crescere la società Hockey Sandrigo e io ho sposato di nuovo il progetto perché mi hanno chiesto e sono ben volenteroso di dare una mano ancora una volta. Per me è comunque una fine di un ciclo, ok? E voglio aprirne un altro e sperare al più presto di ritornare nella categoria che Sandrigo merita. Grazie Marco, brevemente anche un grazie a Mattia Ghirardello, qui da 2 anni hai portato tanto al Sandrigo, questa sera hai incontrato anche la tua ex squadra, hai portato tanto all'hockey italiano, anche da parte tua un saluto. Sì, chiaramente magari speravo di finirla in maniera un po' diversa, però come hai appena detto tu sono contento da un lato di averla finita proprio giocando contro la mia ex squadra dove appunto abbiamo fatto belle cose e qui a Sandrigo dove anche se ho giocato solo 2 anni sono stati 2 bellissimi anni intensi e lasciami dire una cosa, il bello dello sport, soprattutto questo, è la gente appunto, no, che viene a vedere e sono contento che stasera sono tornati appunto i tifosi e chiudere con una curva così qua è stato bello, quindi volevo ringraziare appunto tutti. Grazie Mattia, in bocca al lupo per il futuro. Mattia Cocco, che dire, un palmarès invidiabile, più di 20 anni nella massima categoria, hai vinto tanto, per noi veramente un onore che tu abbia vestito come ultima maglia quella del Sandrigo. Sì, devo dire la verità che per me è stato un enorme piacere, non lo dico perché è qui, ma quest'anno al di là di tutte le difficoltà che ci sono state o no, devo fare i complimenti e a ringraziare i miei compagni di squadra perché io mi sono divertito, abbiamo lavorato con serietà e quindi funzionava, è stato difficile, ma ho trovato un ambiente dove dal primo all'ultimo mi ha permesso di fare quello che ho fatto per una vita al meglio, quindi devo ringraziare tutti che hanno fatto parte, i miei compagni, devo fare i complimenti ai tifosi perché poche volte mi è capitato giocare davanti a un pubblico così e questo gli fa onore e deve essergli dato atto. Spero che ritornino, stasera si è sentita la differenza, l'ultimo mese senza è stato molto difficile, quindi faccio i complimenti a tutti, ringrazio nuovamente la società e i miei compagni di squadra e tutto qua. Grazie Mattia, in bocca al lupo. Domanda secca, capitano, torneremo? Torneremo, prima o poi torneremo. Da Sandrigo è tutto, grazie.